L'artigianato italiano è un patrimonio per l'umanità. Siamo col presidente Fabio Pietrella di Federazione Moda di Confartigianato Nazionale. La Confartigianato, su questo aspetto di vedere l'artigianato patrimonio dell'UNESCO, perché si è messo in questa battaglia? Ragazzi, che bello, siamo a casa. Finalmente si parla di artigianalità. Questa è la casa di tutte le piccole aziende che nel mondo producono l'eccellenza. Il cammino sarà lungo perché voi potete immaginare quanto potrà essere importante essere riconosciuti a livello mondiale come un patrimonio. Le nostre esperienze, il nostro know-how visto come una ricchezza finalmente da difendere. Il cammino, ripeto, sarà lungo, ci vorranno circa un paio d'anni, ma mai più come in questo caso il cammino sarà più importante dell'arrivo. Sarà importante attraverso questi roadshow far capire alle nostre imprese, alle istituzioni e ai nostri colleghi delle associazioni imprenditoriali quanto l'artigianato sia importante, quanto l'unione faccia la forza e quanto sia veramente prioritario raggiungere i nostri obiettivi. Testimonia la moda ovviamente su questo progetto. E la moda è un po' la prima dama di tutto questo mondo. È un mondo magico, è un mondo che incanta e quindi un mondo che probabilmente attraversa in questo cammino e che richiama i riflettori più importanti. Abbiamo coinvolto tutto il mondo, non è un mondo solo dell'artigianato, è un mondo anche di Confindustria, abbiamo l'unione dei tessili, abbiamo il mondo della normazione, abbiamo il mondo della stampa, tutti quanti a questa grande festa che è la festa dell'artigianato. L'artigianato nasce dall'Italia, è l'Italia, patrimonio dell'UNESCO, ce la possiamo fare? Beh, sicuramente l'Italia è conosciuta nel mondo per i suoi artigiani di eccellenza. Noi siamo dell'idea che è un prodotto che non si può delocalizzare, quindi va valorizzato e noi dobbiamo creare questa filiera che possa farlo riconoscere dall'UNESCO come bene immateriale. Certo, dobbiamo lavorare su una definizione di artigianato artistico di qualità e lavorare su una candidatura che individui perfettamente quali sono gli artigiani. La moda forse è l'esempio massimo e qui abbiamo i tessuti, abbiamo i laboratori che si presentano su Origin, è un buon viatico per questa iniziativa. Beh, sicuramente la moda è stata quella poi tra l'altro più sensibile all'iniziativa. Noi abbiamo iniziato a presentarla a Pitti a Firenze proprio in nome della bottega dell'artigiano, che anche però significa anche innovazione, e poi oggi qui a Milano crediamo che l'artigiano di qualità sia soprattutto riconoscibile nel campo della moda e della maglieria. Anche oggi ci saranno tanti piccoli artigiani che però hanno dato innovazione e creano un prodotto unico e innovativo. Cosa c'entra la moda con un patrimonio dell'umanità? La moda è artigianato, il nostro saper fare, il nostro Made in Italy è parte di quell'artigianato che è da proteggere, da rendere unico, e per cui quale migliore posto per accogliere la seconda tappa di questo tour se non quella di Milano Unica. Milano Unica sta andando molto bene, c'è molto fermento, c'è moltissima gente, molta internazionalizzazione e le imprese stanno offrendo cose nuove ma che sono tutte che richiamano anche i ricordi del passato di questa Italia. Beh, certo, noi abbiamo questa storia che ci insegue da sempre, abbiamo un patrimonio culturale unico al mondo e questo è la radice da cui nascono tutte le nostre idee. Tutto quello che noi rappresentiamo, tutto quello che noi facciamo vedere al mondo è ovviamente legato al nostro passato. Origin parte proprio come un progetto a sostegno della spina dorsale della manifattura italiana a servizio della moda, quindi ha proprio l'ambizione di diventare la piattaforma per tutte quelle aziende piccole, piccolissime, medie che vogliono comunque entrare in contatto con le grandi maison della moda e i grandi marchi, grandi e piccoli, e portare così il Made in Italy in tutto il mondo. Ci sono delle imprese che se non vengono in fiere come questa non riescono a farsi vedere. Il problema dell'artigianato è proprio che è nascosto nelle botteghe. Ed è proprio la mission di Origin, cioè dare una piattaforma a queste aziende proprio perché si facciano vedere e diventino più professionali verso questo genere di buyer, di questo genere di brand.
E la contaminazione con Milano Unica come sta andando? Sta andando benissimo, noi vediamo con Milano Unica grande complementarietà, di fatto noi veniamo dopo la materia prima che è rappresentata da Milano Unica e Origin è proprio il sogno delle competenze che trasforma la materia prima in un prodotto finito. Come mai si è innamorato dell'artigianato e lo vuole promuovere come patrimonio all'UNESCO? Perché se ci tolgono l'artigianato siamo finiti. Le grandi industrie sono andate all'estero a fare gli affari loro, le banche sono finite come sono finite, ci rimane solo l'artigianato. È una grande ricchezza, è il tessuto dell'Italia. Noi siamo qui adesso a Origin, questa fiera straordinaria dentro Milano Unica, ma saremo anche in Veneto alla Fiera dei Gioielli, saremo a Genova alla Fiera degli Yacht. Laddove c'è industria di alta qualità, lì c'è l'artigianato.